penso che sia un gesto molto positivo perché chiaramente il terrorismo non è, penso che non sia fatto assolutamente dalle persone che credono veramente nell'Islam. Secondo me è un messaggio di pace, comunque nel senso non bisogna giudicare, non bisogna pregiudicare soprattutto nulla a nessuno, quindi se entrano in chiesa ben volentieri. La differenza fra noi e loro è estrema, non abbiamo niente in comune con loro e tra l'altro stanno diventando anche molto prepotenti. No, non sono contenta. Ognuno deve avere la sua chiesa. Questo gesto credo sia stato significativo e spero che però abbia un risvolto ovviamente anche pratico e di aumento della fratellanza tra islamici e cristiani. Tu hai cambiato le tue abitudini, hai più paura di viaggiare? Parigi, Londra? No, guarda, io ho un dottorato di ricerca a Marsiglia, quindi che è un posto dove appunto c'è una componente araba molto forte. No, per il momento no. È chiaro che se sul treno magari vedo una valigia che non ha padrone, magari due pensieri me li faccio. Io mi sento tranquilla, cioè non mi fanno paura queste cose. Penso, cioè, perché ho tanta speranza di mio negli esseri umani.